Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus. L'estate ci ha sorpreso, arrivando con temperature già potremmo dire da agosto e tanta voglia di stare all'aperto. Bar e ristoranti già invasi dai turisti si preparano ad affrontare la stagione forse più intensa dell'anno. Al centro di questa puntata parleremo delle richieste, delle criticità, delle esigenze dei titolari di bar e gestori di questo settore. In studio con noi c'è infatti Carmelo Coppolino, assessore alla Polizia Municipale e Viabilità del Comune di Catania, benvenuto. Grazie a tutti. E dall'altra per questo confronto Dario Pistorio, presidente della FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Grazie. Allora, potremmo iniziare con alcune delle emergenze, potremmo dire che ci portiamo dietro da tanto tempo, cioè parlare del controllo del territorio, delle emergenze rifiuti, ma c'è un altro mosso con cui i gestori devono fare i conti, che è la burocrazia, questa giungla delle regole con cui spesso si confrontano. E proprio su questo, per iniziare, l'assessore ha preparato un decalogo, una sorta di vademecum, la tavola dei 10 comandamenti che sintetizza e rende chiare, semplici e trasparenti le regole a cui appunto i titolari si devono adeguare. Sì, assolutamente, è un'idea che è nata dalla concertazione con diverse sigle sindacali, in particolar modo ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, in particolar modo Dario Pistorio, e grazie all'intervento e alla preparazione del personale della Polizia Municipale, e in particolar modo del comandante, del vicecomandante e del commissario Sicali della Polizia Annonaria, abbiamo messo in piedi questo vademecum che non è altro che una raccolta di tutte quelle che sono le normative a cui devono attenersi e a cui devono ottemperare chi ha un'attività di somministrazione. Quindi è un'idea che nasce per facilitare e quindi non solo dare un servizio a chi ha questo tipo di attività, ma anche prevenire. Quindi non solo attività di controllo e repressione, ma anche attività di prevenzione. Per spiegare quindi quali regole seguire per aprire una nuova attività. E qui, Dario Pistorio, arriviamo in un altro subito terreno delicato, quello cioè delle aperture indiscriminate. Voi su questo chiedete un po' di controllo, di regole anche su questo terreno? Beh, intanto ritorno un attimo di quello che ha detto l'assessore, lo ringrazio per il lavoro che ha fatto su sollecitazione vera, anche perché le regole purtroppo vengono cambiate e modificate spesso non solo sul territorio catanese ma a livello nazionale. Dunque questa giungla finalmente è stata messa a posto non solo per le nostre federazioni che danno l'indirizzo, ma alcune volte il gestore che inizia l'attività non si rivolge a noi e si rivolge al commercialista che combina alcune volte qualche danno. Ecco, tornando al discorso della giungla, purtroppo abbiamo sollecitato, non l'assessore che è appena insediato comunque da poco, ma anche il sindaco, di fare immediatamente una mappatura, specialmente del centro storico, di tutte le licenze che sono in attività. Spesso alcuni fanno anche commistioni, cioè si ha una licenza per una cosa ma si fa qualche altra cosa, non è l'attività esattamente quella che si è chiesto. Purtroppo anche qui c'è una serie e un grande numero di attività che in questo momento stanno soffocando, anche con la crisi che c'è, le attività commerciali del nostro settore pubblici esercizi. Perciò cosa chiediamo? Chiediamo che lo prevede la Bolkestein, un po' per ragione di sicurezza, un po' per anche il chiasso, tra virgolette, che si può avere durante le attività dei nostri pubblici esercizi, un blocco delle licenze, una verifica delle licenze del territorio, specialmente del centro storico, e capire esattamente che cosa poter rilasciare, se solo la tipologia A, la tipologia B, bar, ristoranti, sì, eccetera. È chiaro. E poi andiamo anche sul noto dolente che i chioschi ancora oggi, per quanto possa esserci un regolamento in variazione, c'è, non si capisce bene, purtroppo ancora oggi si aprono chioschi in zone dove sono ben servite da pubblici esercizi, purtroppo perché fanno il ricorso, vincono e così ci ritroviamo con una serie di chioschi
non ho niente con i chioschi, ma purtroppo che deviano anche le attività commerciali del settore nostro. Allora, l'assessore Coppolino può rispondere, ma non solo può rispondere a Pistorio, ricordo anche a voi che ci seguite da casa e potete inviare i vostri messaggi al 342 745 5005 per sottoporre altre questioni. Assessore. Assolutamente, quello che ha detto Blocco delle licenze. sul blocco licenze non è materia di mia competenza perché io mi occupo di polizia municipale e viabilità. Quelle attività produttive. Quella è materia di attività produttive, però capisco la posizione del sindacato, giustamente cerca di tutelare chi già ha un'attività e i propri iscritti, però chiaramente, dottoressa, non è una cosa a cui mi posso assolutamente esprimere, trattandosi... Siamo fuori dal suo campo. Sì. C'è un altro tema che riguarda poi invece, questo è sicuramente il suo campo, un po' la viabilità e il traffico. Prima di entrare proprio sul tema traffico c'è il problema del lungomare. Sappiamo che è una delle aree che è stata più devastate dal ciclone Harry. Dario Pistorio l'aveva sottolineato prima a microfoni spenti, dove gli operatori non si sentono ancora ben tutelati e che naturalmente i lavori lì andranno avanti ancora per molto tempo. Sicuramente i lavori sono in essere, non è stato un evento normale, è stato un evento straordinario che ha flagellato la costa, si è modificata la costa e chiaramente c'è un team che è al lavoro. La viabilità era obbligata perché essendosi ristretta la costa, si è ristretta la carreggiata, si è portata un pezzo di strada e quindi chiaramente si deve garantire la sicurezza e in tal senso la scelta... Ci sono per questi, per il completamento di questi lavori? È un lavoro che si fa non da soli, non è solo il comune che è interessato in questo, quindi i tempi sicuramente non saranno lunghi, ma per quello che posso dire con grande serenità, il piano del traffico con qualche piccola defiance comunque ha tenuto, perché comunque non ci sono state grosse defiance sul lungomare, assolutamente. Vediamo che dice Pistorio su questo. In effetti non c'è molta gente che ora sta attraversando il lungomare, anche perché si è aperta la parallela. Problemi perché meno persone ci vanno. Esatto, meno persone. Infatti i gestori si stanno lamentando, sperando ora con l'avvento dell'estate di un aumento del flusso non veicolare, ma comunque delle persone che arrivano in quel settore che è il lungomare. Il lungomare che secondo me è importante per tantissimi motivi. Uno, perché è una valvola di sfogo per anche il cittadino, no? Ma soprattutto anche per quelle attività che ormai sono diventate solo prettamente dei pubblici esercizi, perché il lungomare ha pochi negozi, ma soprattutto pubblici esercizi, che danno anche vita e lavoro a tantissime persone. Voi pensate che c'è solo uno dei tanti pubblici esercizi che ha 50 impiegati, un altro ne ha 100, perciò ecco, stiamo parlando di grandi numeri che possono soffrire quando c'è poco afflusso ed economicamente abbassare il proprio status, chiamiamolo economico. Su lungomare c'è stato un evento imprevedibile, quello del ciclone Harry, ma il flusso comincia ancora prima, cioè parliamo per esempio di Viale Africa, dove è in costruzione la cittadella giudiziaria, e poi andando avanti si va via Domenico Tempio, eccetera. Soprattutto in via Domenico Tempio, ma anche in Viale Africa, soprattutto in certe giornate, si creano veramente degli imbuti e file chilometri che si ripercuotono anche su chi per esempio deve prendere l'aereo. Abbiamo avuto anche delle manifestazioni sportive di rilievo internazionale, abbiamo avuto gli European Masters of Athletics che hanno visto impegnato tutto il lungomare, la playa, ma da quello che mi risulta, perché ero presente sul campo, di servizi in termini di traffico non ce ne sono stati. C'è stato, è vero, qualche problema all'aeroporto nelle settimane scorse, ma anche questo è stato attenzionato ed è in fase di gestione affinché non si ripetano più questo tipo di accadimenti legati a ondate di traffico aereo
che vanno a crescere per via della rapida espansione del nostro aeroporto, e quindi chiaramente la città si deve adeguare a questo nuovo tipo di flusso, perché chiaramente la città di Catania ha un territorio che è limitato rispetto a quello che è stato il traffico aereo, che è sempre in crescita legato alle caratteristiche intrinseche del nostro territorio, e su questo dico siamo intervenuti, stiamo continuando a intervenire con il nostro know-how, con le pattuglie e con il lavoro che si sta facendo con la governance dell'aeroporto della SAC. Torniamo sempre sul tema dei pubblici esercizi. C'è l'altro tema che è quello dei DEOR, parola diciamo straniera, entrata ormai in uso comune, che vuol dire insomma quelle piattaforme che sono esplose con il Covid e che consentono ai locali di allargarsi anche all'esterno, appunto, e di godere della bella stagione e di più spazio. E su questo c'è anche su questo un regolamento? Su questo se ne sta occupando il collega delle attività produttive. So che sono al lavoro le commissioni, il Consiglio Comunale, tutta la Giunta, su indicazione del Sindaco, e il collega so che è al lavoro e al passo su questa cosa per dare alla città un nuovo regolamento. Però a voi tocca controllare, no? A noi Quindi tocca controllare tutte queste regole che vengano rispettate. Certamente, ma infatti il vademecum che abbiamo esitato nasce dall'esigenza appunto di dare a tutti gli utenti, e quindi ai pubblici esercizi e ai titolari, quindi la possibilità di essere in regola e di prevenire eventuali sanzioni, perché come diceva poc'anzi il dottore Pistorio, ci possono essere delle lacune che non vedono un giusto trasferimento delle informazioni dal consulente, che sia con il cliente, quindi con il proprietario dell'esercizio di pubblica somministrazione, e possono incorrere in determinate sanzioni. Proprio per prevenire questo tipo di incresciose evenienze e quindi di essere sanzionati, noi diamo la possibilità alla cittadinanza e a chi ha questo tipo di attività di conoscere in maniera preventiva quelle che sono le normative e tutti i regolamenti a cui ottemperare, e quindi questo credo che sia un atto di grande responsabilità che l'amministrazione Trentino abbia fatto affinché possa dare a tutti la possibilità di essere in regola in maniera preventiva e quindi non incorrere in sorprese sgradite. Proprio qualche settimana fa abbiamo avuto ospite il comandante della Polizia Locale di Catania, con cui abbiamo affrontato tanti temi, tra cui quello importantissimo dell'organico. Vale la pena però tornarci con lei, perché naturalmente dipende dalla presenza di queste unità anche l'efficienza del vostro lavoro. Come siamo messi? Siamo messi discretamente bene, per continuare sull'onda della sua affermazione, nel senso che rispetto a qualche anno fa adesso credo che si veda la presenza della Polizia Municipale in città. Io abito a Catania e ricevo tantissimi feedback dalla popolazione per la presenza quasi ovunque, posso dire in maniera capillare, dalle periferie al centro, delle volanti degli agenti della polizia locale, che oggi non girano solo in macchina ma girano in motocicletta, girano in monopattino, e quindi questo dimostra grande sensibilità. Stiamo cercando di far crescere l'organico, a poco faremo altre ulteriori assunzioni. Nel frattempo il corpo si sta svecchiando perché vanno in pensione figure storiche che stanno... Diceva il comandante che l'età media supera i 50 anni abbondantemente. Sì, però c'è gente di grande esperienza che sta cedendo il proprio know-how alle nuove leve che nella maggior parte dei casi è personale laureato, personale che faceva chi l'avvocato, chi faceva il professionista, e quindi mette in campo delle esperienze culturali e personali che prima non erano presenti e che arricchiscono il corpo della Polizia Municipale. Questo ci consente di essere più efficienti e preparati in termini di viabilità, polizia annonaria, polizia ambientale, polizia giudiziaria, tutti quelli che sono i reparti che stiamo cercando di mettere a punto in maniera sempre più presente ed efficace. Allora chiedo a Dario Pistorio se effettivamente voi, al di là dei cittadini che vi danno questi feedback, avete la sensazione di un controllo del territorio, se lo ritenete sufficiente. Naturalmente credo non siamo a Catania a livello dell'escalation di violenza che sta accadendo a Palermo, dove come sapete c'è stato un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in cui si è chiesto addirittura di anticipare la chiusura dei locali, cosa che fra l'altro ha sollevato una levata di scudi proprio
proprio da parte degli esercenti che non la ritengono una misura adeguata. Ecco, da questo punto di vista che cosa chiedete voi e cosa ne pensa di questa eventuale soluzione, per ora pensata solo per Palermo? Dunque, la soluzione quella là che è stata di Palermo, anche perché io sono il presidente anche regionale, sono stato interpellato dal mio collega di Palermo per capire un po' quella che era la situazione a Catania. Devo dire, a Catania non ci sono stati questi grandi sviluppi purtroppo che allora la parte qualche rissa, tavolini saltati, diciamo, può però capitare anche qui, ma dico, non è usuale. Il problema è questo qua. Intanto noi abbiamo indicato al governo palermitano di circoscrivere le chiusure solo in delle parti dove naturalmente è successo il problema e di rafforzare tutte le forze, chiamiamolo d'ordine, in maniera tale di far capire che c'è la presenza dello Stato, del comune, della polizia in quell'area. Questo accade anche a Catania, dico che noi vediamo molto di più i vigili e vogliamo essere collaborativi, i vigili collaborativi per i pubblici esercizi, specialmente perché sono quelli che alla fine chiudono e spengono le luci della città, e mi piace dire dare questa immagine, e che naturalmente noi siamo anche, tra virgolette, la sicurezza, perché abbiamo la luce accesa, se di notte arriva una donna o qualcuno che ha un'emergenza si rivolge sempre in un pubblico esercizio. Dunque la collaborazione, e abbiamo anche firmato in prefettura ieri un protocollo d'intesa sulla sicurezza, è proprio verticistica anche su quello che è la collaborazione comune vigili urbani e pubblici esercizi. L'unica cosa che posso sollevare su quello che hai detto dei Deor, eccetera, che abbiamo attivamente, insieme a tutto quello che sono stati gli organi che hanno espletato questo nuovo, chiamiamolo finalmente, speriamo che andrà in aula presto, e abbiamo cercato di voce per voce capire dove potevamo agire aiutando il nostro esercente o dove naturalmente si devono applicare delle regole che i vigili urbani spesso controllano, e noi chiediamo solamente non di chiudere gli occhi perché siamo per il controllo, ma di far collaborare anche l'attività commerciale, se ha qualche errore, deformazione, di metterla in linea su quello che sono le nuove regole e che saranno le nuove regole future. Allora, ci dobbiamo fermare, c'è una pausa per la pubblicità, ma vi voglio prima leggere il messaggio che è appena arrivato. Lei dirà non è il mio campo, ma voi avete anche la polizia ambientale, cioè dicono pensate a pulire la città, c'è troppo spazzatura, se appunto si deve parlare di immagini, in questo momento l'immagine della città è pessima. Lei non si occupa di ecologia, ma i controlli li fate anche voi? Assolutamente, sono state inasprite anche le pene. Con una delibera di giunta abbiamo portato a 300 euro la sanzione, e quindi capisce bene che un singolo cittadino che commette un errore nel differenziare... Com'è diplomatico lei? Un errore, diciamo così. Un errore nel differenziare, può capitare un errore nel differenziare i rifiuti e si trova una sanzione di 300 euro. Valla a fare in maniera ripetuta, parliamo di cifre importanti. Ma quante sanzioni avete elevato? Milioni di euro. Abbiamo raddoppiato, se possiamo parlare in termini aziendali, il fatturato del comune da un anno all'altro. Chiaramente nel calderone ci sta a tutto il lavoro della polizia locale, della polizia municipale, ma abbiamo raddoppiato quasi gli ingressi per tutto il lavoro svolto, perché prima c'era poco personale, oggi c'è abbastanza personale, perché non è quello corretto per una città come Catania, perché Catania non è solo fatta dai residenti, ma è fatta anche dalle persone che entrano la mattina per andare a lavorare
dei turisti dei tanti turisti. E quindi chiaramente abbiamo raddoppiato il fatturato e quindi pare il trend sia in crescita, però vedo grande collaborazione, vediamo sotto questo aspetto un trend positivo perché la città ha capito che bisogna rispettare le leggi e mettersi un attimino in carreggiata. Allora ci fermiamo, c'è una pausa, ma restate con noi perché torniamo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in studio con l'assessore alla Polizia Municipale di Catania, Carmelo Coppolino, e con il presidente della FIPE, la Federazione dei Pubblici Esercizi, Dario Pistorio. Allora siamo arrivati sul tema caldo della movida violenta, ne parlavamo anche con Dario Pistorio, movida violenta che fa un po' il paio perché questi due temi insomma un po' si sovrappongono con i posteggiatori abusivi. Fra l'altro lei stesso è stato protagonista, vittima di un tentativo di estorsione a Catania. Sì, è successo un po' di mesi fa, ero fresco di nomina. L'hanno aggredita, insomma? Una cosa del genere, sì, vicino al Palazzo Municipale, stavo andando in Consiglio Comunale e proprio su questo... Le chiedevano soldi per posteggiare? Sì, con insistenza, volevano... Lei non glieli ha dati? Non ce l'avevo neanche, se devo dirle la verità, perché uso il bancomat, quindi non avevo neanche cosa dargli. Quindi l'hanno minacciata? Sì, l'hanno minacciata, poi insomma hanno capito che c'era poco da fare, poi ho chiamato le forze dell'ordine e sono intervenute. E l'hanno arrestato? No, questo non lo so, questo è scappato sul momento. Comunque, però ci sono a tal proposito ci sono novità perché il sindaco Trantino su questo si è fatto portavoce, è stato uno di quelli che ha spinto affinché il decreto sicurezza inasprisse le pene e desse la possibilità dell'arresto ai posteggiatori abusivi, e quindi da poco è possibile questa cosa e la polizia locale ne ha tratti diversi in arresto, lo fanno anche le altre forze dell'ordine che ringrazio sicuramente, però parlando di quella che è la mia competenza, la polizia locale ha tratto diversi soggetti in arresto proprio perché svolgevano questa attività nelle piazze catanesi. Dario Pistorio, le faccio una domanda scomoda, perché a volte i posteggiatori abusivi fanno un po' comodo anche ai titolari di pubblici esercizi, no? Perché vi sistemano le auto dei clienti. Beh, diciamo che l'estate purtroppo, dico purtroppo alcune volte, ci obbliga ad trovare dei parcheggi che alcune volte non ci sono nella città, specialmente di notte, e devi immaginare uno che arriva con una moto abbastanza importante, vuole parcheggiare e lascia la moto in un'area, in una cinta dove naturalmente nessuno gli guarda questa moto. E allora dico, non voglio dire che i parcheggiatori abusivi devono esserci, perché è assolutamente, a me è capitato la stessa cosa dell'assessore, ma devo dire che immediatamente ho detto non ho soldi, anche io me ne sono andato dritto, ma mi spaventavo che trovavo il vetro rotto, come a volte capita. Però mi metto nei panni di un nostro cliente che arriva, vuole parcheggiare, purtroppo abbiamo l'abitudine di parcheggiare sotto proprio davanti al ristorante o davanti al bar, ma il problema reale però... Servono i parcheggi. Servono i parcheggi e servono dei parcheggi controllati, ora che siano anche i mezzi pubblici in alternativa, che siano le telecamere, che siano in qualche maniera visibile dove lasciamo il mezzo. Questo purtroppo alcune volte, se noi andiamo nel centro storico, perché la gente arriva col centro storico specialmente di sera, alcune volte si ha difficoltà trovare il parcheggio. Ecco, allora qual è il metodo? Non stiamo scoprendo l'acqua calda, ma questo è un esorto che facciamo all'amministrazione, ma già in parecchie volte anche col sindaco abbiamo avuto diverse interlocuzioni, riprendere un po' l'idea di trovare delle abitazioni vecchie da ormai abbattere perché non sono più abitate, trovare delle aree nuove dove anche il privato, dico, era una vecchia cosa che si era ragionata, anche il privato possa investire per fare dei parcheggi, delle aree di sosta, tra virgolette, controllate, in maniera tale che noi siamo sicuri che il nostro cliente non trovi la macchina smontata. Purtroppo questo accade spesso e volentieri nella nostra città e parecchi turisti hanno postato questa cosa, ma soprattutto abbia la libertà di parcheggiare in un'area approssimativa del centro storico che oggi purtroppo
non c'è questa grandissima facoltà. Nel frattempo che i cittadini si abituino a posteggiare, a fare 2 passi a piedi, a prendere i mezzi pubblici, diciamo, ma appunto di notte, per perdere questa di sera abitudine. sì, ci sono delle aree dove c'è il parcheggio AMT, eccetera, e cose, però capiamo che spesso e volentieri questi autobus sono vuoti, perciò è anche un'abitudine nel nostro. Allora, nel nostro brevemente, perché abbiamo pochissimi secondi, all'assessore volevo chiedere sulle baby gang, e questo è un problema che ci ha interessato, c'è stato l'episodio del ragazzino colpito a Piazza Stesicoro e anche Villa Bellini, non sempre è un posto sicuro. Ecco, anche qui c'è una vostra presenza Assolutamente. forte. Il servizio è stato intensificato, c'è un servizio dedicato che si chiama Movida, che avviene in tutti i fine settimana, che è un servizio interforze dove partecipa non solo la polizia locale ma la polizia di Stato e altre forze di polizia che sono appunto molto presenti e sotto gli occhi di tutti in punti strategici della città proprio a prevenire questo tipo di accadimenti. Da poco c'è stata la serata dei musei della cultura con i musei aperti anche di notte, abbiamo visto tantissime forze dell'ordine, è andato tutto bene, migliaia di persone felici che giravano il centro storico, devo dire questo È andato tutto bene. è andato tutto bene e quindi ringrazio tutte le forze dell'ordine che partecipano a questo servizio che è fondamentale e strategico per dare sicurezza a tutti coloro che vogliono fruire della città e soprattutto ai più giovani, tutti noi che abbiamo figli che sono desiderosi di uscire la sera, di fare i primi passi, fare le prime esperienze, li mandiamo ecco, con più serenità e più tranquillità. Allora, non c'è soltanto l'assessore sul tavolo un po' degli imputati, perché adesso tocca anche a Dario Pistorio. C'è stata questa polemica sulla famosa brioche a 5 euro, la brioche col gelato. Ecco, vari commenti sui social, è troppo, il prezzo è troppo alto. Lei un po' difendeva anche questo prodotto artigianale. Beh, diciamo sì, intanto abbiamo fatto immediatamente una riunione perché era uscito questo articolo, questo social molto forte dove c'era una brioche 6,50 €, non commento cosa, come. Quanto dovrebbe eccetera. costare una brioche? Però no, io porto un paragone diverso. Se oggi andiamo a comprare un gelato industriale, faccio anche nome e cognome, può essere, non si fa, il Magnum, no? Costa 3 euro, 3,50 €, un cornetto, eccetera. Insomma, costi che oggi se noi prendiamo un gelato è intorno ai 2,50 €, perciò ecco, addirittura siamo al di sotto delle attività industriali, dando un prodotto, secondo noi, molto migliorativo, molto più sano rispetto a quello che sono le cose. La brioche col gelato è vero, parte da un prezzo da 4 euro fino ad arrivare a 6,50 €, bisogna vedere quantità noi mettiamo il gelato, ci sono le maxi brioche, c'è la panna, c'è il doppio gelato e cose, c'è un mondo. Lei pensi che una brioche con gelato già presa intorno ai 280 grammi, quanto un cornetto dell'industriale siamo intorno agli 80-100 grammi, perciò ecco, se proporzionalmente facciamo al peso questo gelato, diciamo, non è cosa. E dobbiamo dire che anche le attività artigianali e commerciali oggi stanno cercando non solo di migliorare la qualità, ma dare anche, perché abbiamo sentito anche dei commenti, sottopagati gli impiegati, no, noi applichiamo un contratto nazionale del lavoro che lo applica, però io vi dico una cosa, ecco, se noi andiamo a Milano che un banconista guadagna 1.600 euro e qui ne guadagna 1.500-1.600, diciamo che il nostro banconista sta molto meglio di uno che va a Milano con delle spese naturalmente minori. Detto questo, la nostra attività naturalmente sindacale è far capire agli utenti che noi diamo un prodotto salubre, un prodotto buono, un prodotto abbastanza, diciamo, importante perché sostituisce un pasto. Quando si è mangiato una brioche gelata di 280 grammi, io non penso che più andrai a cenare. Avete fatto venire anche fame. I sensi di colpa mi impediscono di mangiare la brioche. Dunque, viva la brioche. Grazie, viva la brioche, buona brioche a tutti. Ringrazio Carmelo Coppolino, assessore alla Polizia Municipale alle Viabilità del Comune di Catania. Grazie. Capitolo viabilità che rimanderemo ad una prossima puntata, non abbiamo approfondito più di tanto. Dario
voglio ancora ringraziare l'assessore di aver colto quella piccola domanda che abbiamo fatto su quello che era questo vademecum e che finalmente è stato E fatto. questo è compito e obbligo della politica. Allora, ringraziatevi tra di voi, io ringrazio invece i nostri telespettatori e a tutti un buon pomeriggio.